Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori, soltanto per introdurre una serie di speciali, sono già iniziati ieri ma potete riascoltare oggi nella seconda parte di Auto da Fan, verso le 11, fino verso le 11, anche il primo intervento andato in onda ieri su che cosa? Su una vicenda di giustizia che reclama, anzi su una vicenda che reclama giustizia e verità, una vicenda della quale ci stiamo occupando da anni, un tornante di civiltà, la vicenda relativa alla strage di Erba, dove niente torna per come è stato stabilito nelle sentenze, come credo già sappiate, e tutto è documentato, questa è la cosa atroce, incredibile di questa vicenda, tutto alla luce del sole ormai, tutto da rifare, ma per il momento siamo ancora in attesa di una pronuncia della Corte di Cassazione sul respingimento della richiesta di revisione del processo. Avremo modo di sentire tra poco Edoardo Montolli, che per il suo fronte del blog, poi troverete tutti i riferimenti, ha fatto una disamina precisa della sentenza con la quale la Corte d'Appello di Brescia ha detto no alla revisione, e ci sono un sacco di cose errate in questa ricostruzione giudiziaria, così come in quella giornalistica. I giornalisti non hanno mai considerato di aver raccontato sempre cose sbagliate. La seconda intervista, la professoressa Letizia Casa, è andata in onda ieri, la riproponiamo oggi e da qui in avanti martedì, i 2 martedì prossimi, e a seguire lunedì e martedì avremo modo di avere una documentazione, direi, rilevantissima ed esclusiva. Soltanto noi abbiamo fatto questo tipo di servizi, abbiamo sentito gli illustri accademici e professori che hanno prestato la loro opera per la richiesta di revisione del processo della strage di Erba. Si tratta di cattedratici e scienziati di fama mondiale, di esperti di primissimo piano, sotto il profilo anche dell'analisi genetica, pertanto vi anticipo che avremo modo da martedì questo è iniziata ieri, e nelle prossime settimane, con le 2 settimane successive, l'appuntamento per il martedì e poi lunedì e martedì, per arrivare a ridosso della decisione della Corte di Cassazione prevista per fine marzo, che dovrà dire sì o no alla richiesta di revisione, o meglio, alla richiesta della difesa di Olino Romano e Rosa Batti, condannati per la strage, di riaprire comunque il processo o comunque di prendere posizione sul no detto dalla Corte d'Appello e quindi ritornare alla richiesta di revisione, alla possibilità di fare un processo di revisione. Buon ascolto intanto e buona mattina a tutti. In questa puntata vi documenteremo alcuni clamorosi errori della Corte d'Appello di Brescia nel motivare la sentenza di condanna a carico di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma vi documenteremo anche altro, perché per quanto assurdo e incredibile possa apparire, i giudici di Brescia, per escludere alcune delle prove che scagionavano la coppia, ha raccontato e descritto fatti dei processi di Como che in realtà non sono mai avvenuti. Per qualcuno sarebbe stato questo un grande abbaglio, come se noi fossimo gli sposi così. Come molti di voi sapranno, la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi aveva portato a Brescia diverse nuove prove. Nessuna di esse è però stata ammessa, in quanto giudicata o non nuova o comunque ininfluente. Il parere di 14 scienziati è stato considerato carta straccia, senza che nemmeno uno di loro venisse ascoltato in aula. E accusa e difesa si sono così confrontate su prove che nel processo però non sono mai entrate. Solo che poi, su ognuna di esse, i giudici di Brescia sono entrati nel merito, tentando di scardinarne i capisaldi, pur non avendole mai ammesse nel dibattimento. Sarà questo il nodo del ricorso in Cassazione
da parte degli avvocati dei coniugi. Noi invece ci occuperemo d'altro, ovvero proprio di come i giudici di Brescia si sono occupati delle prove entrando nel merito. Partiamo dal capitolo più importante, quello che riguarda il testimone chiave di questi processi, ovvero Mario Frigerio. La difesa aveva portato a Brescia la consulenza di diversi scienziati. Quella del team del professor Giuseppe Sartori, neuropsicologo dell'Università di Padova, sosteneva che Mario Frigerio avesse peggiorato i suoi ricordi con il passare del tempo a causa dell'intossicazione da monossido di carbonio. Era così passato dal riconoscimento di un uomo sconosciuto, olivastro, mai visto prima, ed esperto di arti marziali e più alto di lui tra 6 e 10 centimetri, al vicino di casa bianco Olindo Romano, a lui notissimo e più basso di lui di 1 centimetro. Questo in seguito anche alle domande che gli fece il comandante dei carabinieri di Erba Luciano Gallorini il 20 di dicembre 2006. I giudici di Brescia però escludono integralmente questa consulenza, sostenendo che l'intossicazione da monossido di carbonio sia indimostrata. L'intossicazione da monossido di carbonio su cui si concentra la consulenza è tuttavia indimostrata, giacché le analisi cui era sottoposto Frigerio non comprendono alcun accertamento circa la presenza di carbossi-emoglobina. Addirittura i giudici aggiungono: I consulenti pretendono di ricavare l'intossicazione dallo stato confusionale in cui versava Frigerio, attestato dal contenuto dei colloqui oggetto di intercettazione, ma tale stato è agevolmente spiegabile con il grave trauma subito dal testimone. La Corte d'Appello di Brescia tiene a sottolineare il fatto che dall'intera lettura delle cartelle cliniche non vi era traccia di intossicazione da monossido di carbonio nel testimone. Allora quindi gli avvocati di Olindo Romano e Rosabazzi se la sono inventata l'intossicazione da monossido di carbonio e gli scienziati hanno lavorato sul nulla? Ovviamente no, perché evidentemente i giudici di Brescia non hanno letto bene le carte. L'intossicazione da monossido di carbonio fu rilevata infatti non dalla difesa, ma proprio dal medico legale Giovanni Scola, consulente dell'accusa, che visitò Mario Frigerio il 28 dicembre 2006 e che riportò tutto in una relazione agli atti del processo. Con l'intossicazione da monossido, infatti, il dottor Scola spiegava le lesioni al cervello su base ipossica rinvenute con una tomografia computerizzata il 15 dicembre del 2006. Quindi, contrariamente a quanto sostiene la Corte d'Appello, c'era come la documentazione su intossicazione da monossido di carbonio. E anche se ai giudici fosse sfuggito questo documento, sarebbe bastato loro leggere almeno la costituzione di parte civile al processo di Como di Mario Frigerio per scoprirlo. Infatti in essa l'avvocato del testimone Manuel Gabrielli citava proprio la parte dell'intossicazione da monossido di carbonio delle relazioni di Scola per documentare i danni patiti dal suo assistito, che lo avevano addirittura portato ad un'invalidità certificata del 100%. Sicché, come facciano oggi i giudici di Brescia a sostenere che la difesa pretenda solo adesso di far presente l'intossicazione da monossido di carbonio di Mario Frigerio, noi non lo sappiamo, ma questo è addirittura il meno, perché ciò che stiamo per vedere è davvero sconcertante. Per demolire le nuove prove che documentavano le clamorose discrasie nel racconto di Mario Frigerio, i giudici di Brescia scrivono che non vi è nulla di nuovo, perché comunque le diverse audizioni di Mario Frigerio sono state ascoltate direttamente in aula nel corso del dibattimento di primo grado. Cos'è che è stato fatto ascoltare in Corte d'Assise a Como? Io ho pensato ad un refuso, invece più avanti la Corte d'Appello di Brescia insiste. Le registrazioni delle varie audizioni di Frigerio sono state ascoltate in aula dalla Corte di primo grado e quelle del 15 dicembre e del 20 dicembre sono state già trascritte da un perito appositamente nominato nel pieno contraddittorio con acquisizione di plurime relazioni dell'allora consulente degli imputati. Io non lo so che documenti abbiano consultato i giudici di Brescia per affermare questo, ma certamente non è ciò che avvenne
nell'aula della Corte d'Assise di Como. Le audizioni di Mario Frigerio con i pubblici ministeri furono infatti 3, il 15 dicembre 2006, il 26 dicembre 2006 e il 2 gennaio 2007, e nessuna di queste fu fatta sentire in aula. Fu fatta sentire soltanto una parte del 15 dicembre 2006, in cui veniva fatto ascoltare l'audio modificato di Mario Frigerio, che al posto di dire stavano uscendo disse è stato Olindo, ma trattavasi dell'audio modificato, e fu questa l'unica parte delle audizioni di Mario Frigerio che fu fatta ascoltare in aula. Nient'altro, nulla, zero. Potrebbe bastare, ma non basta affatto, perché la Corte si sofferma anche sul colloquio che Mario Frigerio ebbe con il comandante dei Carabinieri Gallorini il 20 dicembre 2006, il colloquio nel quale Gallorini fece al testimone 9 volte il nome di Olindo e che scrisse poi in una sua annotazione che il testimone aveva riconosciuto Olindo come suo aggressore. Ascoltate bene che cosa scrivono i giudici di Brescia a proposito di quel colloquio, perché la seconda parte della frase che state per ascoltare è un altro fatto che non è mai esistito. Al di là della sintesi contenuta nella notazione, inoltre, il colloquio era intercettato, circostanza che destituisce di fondamento qualsiasi ipotesi di falsificazione del suo contenuto da parte dell'operante, ed è stato ascoltato in aula dalla Corte d'Assise di Como, che ha così potuto apprezzare direttamente le parole di Frigerio. Ma non andò mica così. La Corte d'Assise di Como non apprezzò proprio un bel nulla, perché l'audio tra Mario Frigerio e il comandante Gallorini non fu mai mandato in aula. Mai. Come fanno i giudici di Brescia a scrivere una cosa del genere? Che atti hanno consultato per scrivere un fatto del genere? Che processo hanno visto per scrivere una cosa del genere? Com'è possibile che abbiano scritto una cosa del genere? Quindi, per quello che riguarda il testimone Mario Frigerio, abbiamo assistito a un processo nel quale l'avvocato generale dello Stato Domenico Chiaro, che rappresentava l'accusa, ha dichiarato che il 15 dicembre Mario Frigerio aveva fatto il nome di Olindo 2 o 3 volte, cosa che non era mai stata negli atti, ma che era stata detta soltanto nella trasmissione Quarto Grado ed era stata scritta dal giornalista Paolo Moretti. Certo, Frigerio si confonde un po' perché continua a dire è stato Olindo, lo dice 2 volte e forse anche 3. E ora vediamo che la Corte d'Appello di Brescia, sempre per quel che riguarda Mario Frigerio, mette nero su bianco nelle motivazioni fatti che in realtà non sono mai avvenuti. Ovvero hanno scritto che le diverse audizioni di Mario Frigerio con i pubblici ministeri furono fatte ascoltare in aula e che addirittura fu fatto ascoltare in aula il colloquio di Mario Frigerio con Gallorini. Eppure tutto questo non è mai avvenuto. In aula, ripeto, fu fatto ascoltare soltanto l'audio modificato di Mario Frigerio, in cui nel colloquio con Simone Pizzotti diceva è stato Olindo, mentre la frase originale era stavano uscendo. E allora, prima di spiegare che cosa successe a Como, dato che evidentemente la Corte d'Appello di Brescia non lo sa, è necessario fare un passo avanti e leggere un altro passaggio delle motivazioni dei giudici di Brescia. Il luogotenente Gallorini in dibattimento non ha negato di aver menzionato Olindo nel corso del colloquio. Al contrario, ha riferito che verso la fine Mario Frigerio gli aveva domandato perché gli avesse chiesto se conoscesse Olindo. I giudici in realtà prendono una frase sfuggita al comandante Gallorini nel corso del suo interrogatorio, sulla base del quale, infatti, la difesa chiese delucidazioni nel corso del controesame. E fu allora che il comandante Gallorini negò in maniera categorica di aver mai fatto il nome di Olindo a Mario Frigerio. Questo l'ha detto, siamo d'accordo, ma io ora le sto chiedendo un'altra cosa, con riferimento sempre all'individuazione, tanto per intenderci usiamo un termine errato volutamente che è più significativo, riconoscimento, nel corso di quello che diventa una sorta di riconoscimento per esclusione, così scrive lei prima. No, assolutamente no, non c'è stato riconoscimento dell'Olindo. Lei ha chiesto o non ha chiesto? No.
E ancora, Lui indicava una persona per i suoi tratti somatici, ma non faceva mai il nome di Olindo. No, lui indicava una persona perché io, tra l'altro, non ha mai indicato il nome di Olindo, anche perché io non gliel'ho mai chiesto. è chiaro? Peraltro, fino a quel momento la procura non aveva fatto nemmeno trascrivere il colloquio tra Frigerio e Gallorini, perché secondo il pubblico ministero quell'audio era incomprensibile per il 99% del contenuto, e invece si sente benissimo dall'inizio alla fine. Però ripeto, ma tornando all'Olindo, allora, adesso che ci ha pensato, quindi è venuto in mente, perché è lei che ci ha pensato. La domanda, poteva essere Olindo? Tra l'altro non ha mai indicato il nome di Olindo, anche perché io non gliel'ho mai chiesto. Fu allora che la difesa chiese di trascriverlo e di farlo sentire in audio. L'audio fu trascritto, ma il colloquio tra Gallorini e Frigerio, esattamente come le audizioni tra i PM e Mario Frigerio, non fu mai mandato in aula. Di certo quell'audio avrebbe smentito in toto la testimonianza del comandante Gallorini. Il presidente della Corte d'Assise Bianchi si prese del tempo per poter decidere se mandare in aula quell'audio. Successe invece che poco più tardi la Corte d'Assise entrò e fece ascoltare l'audio modificato di Mario Frigerio che diceva «è stato Olindo» invece di «stavano uscendo», frase che poi venne riconosciuta come originale dalla Corte d'Assise d'Appello di Milano e successivamente certificata dalla Cassazione. E il processo di Como si chiuse così. Questa è la drammatica realtà. Quanto ai nuovi audio di Mario Frigerio, nei quali il testimone non ricordava assolutamente nulla dell'aggressione, scrivono così i giudici di Brescia. Quanto alle conversazioni inedite, premesso che l'articolo 268, comma 8 Codice di procedura penale individua l'udienza preliminare, ovvero se non si sia provveduto in tale fase il dibattimento, quale sede privilegiata per l'indicazione a opera delle parti delle registrazioni ritenute rilevanti, e che la prova è rappresentata dalla conversazione e non già dalla sua trascrizione in forma di perizia o consulenza, con la conseguenza che può dubitarsi che la trascrizione di intercettazioni già agli atti costituisca prova nuova ai sensi dell'articolo 630 lettera C del Codice di procedura penale. Fermiamoci qui. I giudici scrivono dunque che gli avvocati di Olindo e Rosa avrebbero dovuto chiedere la produzione delle intercettazioni in fase di udienza preliminare o al dibattimento. Ma è esattamente ciò che i legali fecero. Chiesero la trascrizione di tutte le intercettazioni, sia in udienza preliminare che in dibattimento, ma fu entrambe le volte negato. Non solo, riprendiamo l'ultimo passaggio. Con la conseguenza che può dubitarsi che la trascrizione di intercettazioni già agli atti costituisca prova nuova ai sensi dell'articolo 630 lettera C del Codice di procedura penale. Ma le intercettazioni prodotte dalla difesa non sono mai state agli atti del dibattimento. E la Corte d'Appello di Brescia dovrebbe saperlo. Su migliaia di intercettazioni entrarono al dibattimento meno di 10 intercettazioni e dunque i giudici di Como e successivamente di Milano e quelli della Cassazione non li conobbero mai. Ecco perché sono nuove prove. E cosa ci dicono le nuove prove? Sentiamo cosa scrivono i giudici di Brescia. Si tratta di colloqui tra Frigerio e i parenti o l'avvocato Gabrielli e di un colloquio tra Frigerio e il dottor Cetti che non introducono alcun elemento di novità, essendo circostanza già incontrovertibilmente emersa in sede di cognizione che il teste, durante tutto il periodo in cui fu intercettato, fosse molto sofferente e confuso. Le condizioni di Mario Frigerio durante la degenza e l'attenzione riservata in sede di cognizione alla progressione della memoria del teste, d'altronde, sono la ragione di perché le audizioni siano state registrate e oggetto di accertamenti peritali, a fronte di una deposizione dibattimentale lucida, sicura e ricca di dettagli su ogni accadimento di quella sera e sulla dinamica dell'aggressione subita, che contraddice la tesi dell'amnesia anterograda, che avrebbe investito solo l'identità dell'aggressore, lasciando intatta la memoria di ogni altro particolare, e che trova riscontro negli accertamenti di carattere medico-legale sulle lesioni patite da Frigerio e dalla moglie, nelle deposizioni dei primi soccorritori e nelle confessioni degli imputati. Quindi, secondo i giudici di Brescia, i nuovi audio non aggiungono nulla di nuovo,
perché Frigerio, si sa, in quei giorni era confuso, mentre quando testimoniò in aula nel 2008 era lucido e sicuro. Ma il punto è proprio questo, perché Mario Frigerio testimoniò in aula, dove la prova si forma, che lui aveva riconosciuto Olindo Romano a partire dal 20 dicembre del 2006, quando Gallorini gliene aveva fatto il nome, e da quel momento si era liberato di un peso e aveva detto a tutti che ad aggredirlo era stato Olindo Romano. Chiaro? Il punto è che questi audio nuovi sono ben successivi al 20 dicembre. Sono datati 22 dicembre, 24 dicembre e 26 dicembre. E questi audio smentiscono quanto testimoniato in aula da Mario Frigerio, così come lo smentisce il racconto che il neurologo Claudio Cetti dell'ospedale di Como fece alle Iene, prodotto tra le nuove prove e mai ammesso, nel quale il neurologo diceva che nemmeno a lui Mario Frigerio aveva fatto il nome di Olindo Romano, e il dottor Claudio Cetti visitò Mario Frigerio il 28 di dicembre, quando peraltro le intercettazioni del testimone spariranno. Per cui o i giudici, se lo ritengono lucido e sicuro, stabiliscono che Mario Frigerio non disse la verità in aula, sostenendo che dal 20 dicembre aveva detto a tutti che ad aggredirlo era stato Olindo Romano, dato che ci sono degli audio che lo smentiscono, oppure, come fa la difesa di Olindo Romano e Rosa Bazzi, stabiliscono che Mario Frigerio non era lucido nemmeno nel 2008, perché i suoi ricordi erano peggiorati col passare del tempo, come certificava l'intossicazione da monossido di carbonio, sulla base della quale i neuroscienziati dell'Università di Padova hanno elaborato la consulenza per i legali della coppia. Sulla macchia di sangue sull'auto di Olindo e sulle clamorose divergenze tra le dichiarazioni in aula del brigadiere Carlo Fadda, che la repertò, e quello che appare sul verbale e sulle fotografie, vi rimandiamo al podcast specifico che abbiamo realizzato in passato e di cui vi mettiamo il link in descrizione. Ognuno potrà così constatare di persona i fatti. Nelle motivazioni ci soffermiamo soltanto su alcuni punti. Le fotografie non consentono di vedere la traccia, la cui posizione è comunque individuata da un cerchio. Ma come sarebbe che la posizione della traccia è individuata da un cerchio? È proprio quello il problema. Il problema è che c'è una foto di una macchia di sangue che non ha visto nessuno, se non il brigadiere Fadda, che asserisce di averla repertata, che non c'è alcuna traccia di repertazione, e dal confronto delle foto emerge che Fadda ha invertito quelle fotografie. E dunque che sulla traccia individuata dalla foto numero 3, dato che questa foto è stata invertita ed era la prima, il brigadiere Fadda passò un prodotto che si chiama Hexagon, come attestava nel verbale, che individua il sangue umano e che diede risultato negativo. È lo stesso verbale di Fadda a dirci che quello non è sangue, soltanto che poi, avendo invertito le foto, questa cosa non emergeva nei processi. I giudici di Brescia proseguono così. Ma, contrariamente a quanto affermato dal consulente, immortalano chiaramente l'effetto bagnato derivante dall'aspersione del luminol in ogni punto della vettura oggetto di rilievi, battitacco compreso. A dire la verità, l'effetto bagnato del luminol, ma questo certo è solo il parere del genetista della difesa, ex vicecomandante dei RIS Marzio Capra, si vede dappertutto tranne che all'interno di quel cerchietto. La Corte d'Appello aggiunge però che le foto scattate ci sono tutte, perché lo ha detto Fadda. Quanto all'inserimento nel CD di fotografie buie, con cui egli aveva vanamente tentato di immortalare la luminescenza prodotta dal luminol, Fadda ribadisce che tutte le foto da lui scattate erano state prodotte. Ma questa cosa non è certamente vera per via documentale, perché analizzando gli originali di quelle fotografie e andando nelle proprietà dei file,
Ne mancano certamente 2. Ecco perché la Iena Antonino Monteleone era andata a intervistare Fadda, il quale aveva cambiato versione più volte, dicendo infine di aver scattato altre foto in cui la luminescenza del luminol non era uscita e di averle allegate agli atti. Ma i giudici hanno stabilito che né la testimonianza del giornalista Monteleone né quella nuova di Fadda andava assunta. I motivi? Eccoli. Diversamente dal testimone escusso in giudizio, il soggetto intervistato non ha l'obbligo, penalmente sanzionato, di dire la verità e non assume alcun impegno in tal senso. Al contrario, è sicuramente condizionato dal mezzo e dalla pubblicità che esso garantisce e tende generalmente a compiacere l'intervistatore e a porsi in una luce favorevole, abbandonandosi a supposizioni ed esprimendo opinioni personali che non sarebbero ammesse in sede processuale. Tale motivazione i giudici la danno per escludere la testimonianza di tutti i giornalisti, il cui lavoro viene fatto passare in sostanza per un passatempo. Ora, io non mi aspettavo certamente che l'ordine dei giornalisti insorgesse, ma che qualche voce dei cronisti d'inchiesta si alzasse, forse sì. Invece, zero assoluto. Quindi Lorenzo Carbone, che ha confessato in diretta televisiva di aver assassinato la propria madre, non solo non andava arrestato, ma non andava neanche sentito lui e tantomeno il giornalista, perché poteva aver detto quella cosa semplicemente per compiacere il cronista. Ma ovviamente non è andata così, perché di solito, se non sempre, le cose vanno diversamente. Ci sono decine di casi in cui i giornalisti hanno testimoniato per le interviste che hanno fatto. Un esempio su tutti? Sembra surreale, ma è tutto vero. Proprio il processo per la strage di Erba. Quando l'accusa non solo chiese al giornalista Pino Corrias, autore del libro Vicini da morire, di testimoniare in aula, ma questo sì caso più unico che raro, acquisì a processo l'intero libro, del quale il giornalista diede conferma di tutti i virgolettati delle tantissime persone che aveva intervistato. Evidentemente, se ne deduce, se invece la difesa a chiedere la testimonianza dei giornalisti, questa va esclusa in quanto ai giornalisti chiamati a testimoniare dalla difesa i testimoni potrebbero aver detto le cose solo per compiacere. Mentre a Corrias, nel suo libro pieno di strafalcioni, errori, leggende metropolitane e dove non c'è nemmeno una traccia dell'uomo olivastro, tutti i testimoni devono aver detto la sacrosanta verità. Come è noto, la difesa ha sempre sostenuto che Valeria Cherubini sia stata uccisa nella sua mansarda, che poi è la stessa tesi che sosteneva l'accusa prima delle confessioni di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Il problema è che poi con le confessioni, se fosse avvenuto davvero così, Olindo Romano e Rosa Bazzi sarebbero risultati innocenti, in quanto non sarebbero più potuti scendere dalle scale e andare nella corte perché la corte era già piena di gente e sarebbero stati riconosciuti. Una prova formidabile della tesi della difesa era costituita dalla tenda della porta-finestra davanti alla quale la donna fu trovata morta. Era piena di schizzi di sangue che arrivava fino al soffitto perlinato. La difesa Como chiese di farla analizzare perché riteneva che gli assassini l'avessero anche tagliata con un coltello, ma la richiesta fu respinta. Dopo i processi, gli avvocati di Olinda Rosa chiesero nuovamente di analizzarla, ma la tenda fu illecitamente mandata all'inceneritore, nonostante l'espresso divieto di 2 giudici poche ore prima che la Cassazione autorizzasse l'esame. La difesa ha comunque fatto realizzare la BPA, una tecnica che analizza la direzione degli schizzi di sangue dal team della criminologa Roberta Bruzzoni, ma per la Corte d'Appello di Brescia non serve. L'elaborato inoltre si basa unicamente sulle fotografie scattate a suo tempo dagli operanti o dai RIS e non già su un nuovo sopralluogo, su nuove acquisizioni o su tecniche scientifiche all'epoca inedite e rappresenta una mera rielaborazione di dati già noti e acquisiti nei precedenti processi. E certo, ormai ci sono solo le foto. La tenda è stata distrutta. Ma davvero dalle foto non si può sapere niente? Nella nota di questo passaggio delle motivazioni, i giudici di Brescia scrivono: A tal proposito, il colonnello Garofano, all'udienza del 27 marzo 2008, alla richiesta del presidente della Corte di Assisi di Como di pronunciarsi sulla morfologia delle tracce ematiche raffigurate nelle fotografie,
ha risposto di non potersi esprimere ritenendo poco scientifica una BPA eseguita su mere immagini fotografiche. Beh, non è andata esattamente così. L'allora colonnello Garofano, che all'epoca guidava i RIS, disse che era poco scientifico commentare ogni singola traccia di sangue che appariva sulle fotografie, ma prima, e molto a lungo, disse ben altro, anche se negli anni successivi sembrerà dimenticarlo, accusando il giornalista Felice Manti, che parlava di schizzi di sangue sulla tenda, di vedere troppo CSI, mentre in realtà Felice Manti stava semplicemente citando proprio la testimonianza in aula del comandante dei RIS Luciano Garofano. Ma voi pensate che sia tutto così matematico, per cui lei vede forse troppi CSI o troppe serie televisive per credere che tutto sia talmente automatico da... Sulla tenda noi non abbiamo operato il BPA perché sarebbe stato comunque parziale, però le posso dire che lei dice che quelle sono tracce da proiezione. Allora voglio sentire, scusa, il suo rapporto, colonnello. È a questo punto che la vicenda diventa inquietante, perché Felice Manti stava in realtà parlando di una ben precisa testimonianza in aula, quella di una persona che non solo aveva parlato di numerose macchie da schizzo sulla tenda di casa Cherubini, ma che si era alzato dal banco dei testimoni per mostrarle una ad una e che aveva addirittura ipotizzato che a provocarle fossero stati i colpi dell'assassino. E quella persona era proprio il generale Luciano Garofano. Era stato lui, infatti, il generale Garofano, 2 anni prima, a dire in udienza che quelle sulla tenda fossero macchie da schizzo, precisando più volte al presidente della Corte e al PM Incalzanti che nonostante non avessero fatto la BPA, c'erano macchie assolutamente da schizzo, assolutamente. Le domande del presidente portavano nella direzione opposta, che vedeva Olindo e Rosa sicuramente colpevoli, e tendevano a concludere che sulla tenda ci fosse solo sangue da imbrattamento. Possiamo concludere che voi non avete riscontrato tracce da schizzo di sangue? Ma Garofano insisteva nel sostenere che ce n'erano anche da schizzo, e anche quando il PM Astori provò a chiudere l'argomento con frasi non pronunciate dal generale, dicendo comunque da imbrattamento, la sua tesi è questa. Garofano lo smentì e andò oltre. Alla domanda su quali fossero le macchie da schizzo si alzò addirittura in piedi e le mostrò. Da schizzo, nella parte sinistra della tenda, queste macchie isolate, anche queste grosse, che noi troviamo da basso, e alcune piccole sul margine esterno sinistro della tenda, si capisce che sono macchie isolate, che potrebbero essere da imbrattamento, ma immaginate una persona che si muove, magari già lorde di sangue, che viene attaccata, eccetera, che è già sporca, alcune macchie le trasferisce. Dunque, contrariamente a quanto detto in TV, il generale aveva pure ipotizzato in aula che Valeria Cherubini fosse stata attaccata lì dove morì. E proprio per via delle macchie da schizzo si era esposto lui, il generale, rispondendo a plurime domande se la parte che non era dovuta all'imbrattamento sulla tenda potesse dipendere da schizzo. È da proiezione, certo, è da schizzo. Assolutamente sì. E ancora. C'erano anche tracce assolutamente da schizzo. E spiegando che nonostante non avessero fatto la BPA, dalle fotografie però qualcosa da un punto di vista meramente qualitativo si può dire, cioè si può dire ciò che è da imbrattamento e ciò che è da proiezione. Rivedendo quelle fotografie assolutamente questo si può dire. Si vedevano dunque anche a occhio nudo dalle foto e le indicava. No, questo non è gocciolamento, casomai si tratta di imbrattamento in parte da schizzo. E nonostante fosse incalzato, continuava a rispondere alzandosi in piedi e a mostrarle. Alcune sono da proiezione, queste singole, anche grosse che lei vede, queste qui. E infine? Gran parte di queste tracce sono da imbrattamento, cioè da contatto. Talune però sono anche da proiezione, da schizzo. I giudici di Brescia hanno deciso anche di non ascoltare ciò che avesse da dire un tunisino che all'epoca risultava residente nell'appartamento della strage e che fu poi condannato con Azuz e altri per spaccio di droga. Si chiama Abdi Kais e già nel 2008 scrisse una lettera al settimanale Cronaca Vera sostenendo di avere qualcosa da dire in merito alla strage. Quando cercai di contattarlo all'epoca, l'uomo era già stato espulso e sono riuscito a entrare in contatto con lui soltanto qualche anno fa.
Abdicais ha indicato una pista ben precisa alla difesa, che fa perno su una faida nel mondo della droga. Tuttora, infatti, i trafficanti della zona utilizzano schede telefoniche dedicate alle sole ricerche online sulla strage di Erba, ma per il giudice della revisione le sue affermazioni, anche se non lo hanno mai ascoltato in aula, sarebbero apodittiche. Non è la prima volta che accade. Nel corso del processo d'appello di Milano del 2010, poco prima che iniziasse, uno dei più grossi trafficanti di eroina d'Europa, il turco con passaporto svizzero Cemil Yasa, scrisse una lettera alla Procura Generale di Milano sostenendo di avere elementi che scagionavano Olindo Romano e Rosa Bazzi. Ma la Procura Generale di Milano decise che non era nemmeno il caso di ascoltare che cosa avesse da dire Cemil Yasa, in quanto, secondo la Procura Generale di Milano, uno dei più grossi narcotrafficanti d'eroina d'Europa era solo in cerca di notorietà. Perché in questa storia qualsiasi elemento che possa scagionare Olindo Romano e Rosa Bazzi dall'essere i responsabili della strage viene estromesso dai processi, i testimoni, le intercettazioni, le consulenze degli scienziati, che sono sempre di più e che vengono sempre trattate come carta straccia. Si nega l'evidenza al punto da volerla cancellare, raccontando fatti mai esistiti. E il problema è che a farlo è chi decide la sorte e la vita intera di due persone che sono all'ergastolo da 18 anni. Restano così due domande. La prima: com'è possibile che in uno Stato di diritto un processo di revisione per due ergastoli, dove c'è di mezzo l'intera vita di due persone, venga trattato così da una corte d'appello? La seconda: com'è possibile che nessuno dei giornalisti che seguì il processo di primo grado a Como abbia avuto il coraggio di raccontare ciò che vi abbiamo documentato? Sono solo degli incapaci? Se volete sostenere la nostra inchiesta, iscrivetevi al canale. Se volete approfondire, vi ricordo che è disponibile la versione aggiornata del Grande Abbaglio e che da oggi è disponibile anche un nuovo libro, Olindo e Rosa, che racconta nel dettaglio ciò che successe davvero nei processi alla coppia, racconta quali sono le nuove prove e i motivi per i quali lo Spazzino e sua moglie sono innocenti, e cerca di ricostruire cosa accadde davvero l'11 dicembre del 2006 nella corte di Via Diaz a Erba. Noi torneremo prestissimo con nuove puntate e nuove rivelazioni, con fatti mai entrati a processo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Un saluto cari amiche, cari amici, insomma cari ascoltatori da Alberto Acerbis. È iniziata la campagna olearia in questo momento. Chi ama l'Italia non può non amare anche i suoi frutti, che alla fine sono i suoi figli. Parliamo dell'olio Acerbis, parliamo di estrazione a freddo, parliamo di olive raccolte al giusto punto di maturazione. Parliamo di un qualcosa di straordinario. Ormai non c'è più spazio per il non lo sapevo. L'olio Acerbis, olio italiano 100% estratto a freddo olive italiane. Mettete in casa qualcosa di unico, di straordinario che vi fa davvero riscoprire i sapori di un tempo.
6 bottiglie da litro di olio Acerbis d'olio novello straordinario, 84 euro. Olio nuovo, prezzo vecchio. Trasporto non lo pagate. Per ordinarlo, per prenotarlo chiaramente direttamente al frantoio 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com, perché l'olio bu e ve sempre a gala. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Bentrovati a un'altra puntata di Auto da Fè, la nostra rubrica che in questo periodo si occupa dettagliatamente per buona parte della settimana, almeno 2 puntate a settimana, di una vicenda che abbiamo seguito da moltissimo tempo, da subito dopo che ci fu il processo di primo grado in tempi ormai lontani. Stiamo parlando della vicenda conosciuta come la strage di Erba. A questo proposito io ho oggi il piacere di poter parlare con uno dei numerosi professori, docenti, accademici che si è occupato di una serie di consulenze che sono poi confluite nella richiesta di revisione del processo che la Corte d'Appello di Brescia ha rigettato e che adesso sarà sottoposta al vaglio della Corte di Cassazione. Intanto presento subito la nostra ospite, la professoressa Letizia Caso, della quale adesso poi vi dirò brevissimamente il corposo curriculum. Buongiorno intanto e grazie professoressa Caso. Buongiorno, grazie a lei. Letizia Caso è professore associato di psicologia sociale e giuridica presso l'Università LUMSA, la Libera Università Maria Santissima Assunta di Roma. Si laurea nel 98 alla Sapienza con 110 lode e tesi sulla comunicazione nel nuovo processo penale minorile. Da anni si occupa, e qui veniamo più direttamente anche al caso nostro, di temi legati alla comunicazione nei contesti legali, vale a dire la falsa testimonianza, le interviste investigative e gli interrogatori giudiziari, e da questo punto di vista collaborano con istituzioni accademiche internazionali, ma anche con le forze dell'ordine e con la giustizia. È autrice di articoli nazionali e internazionali su questi temi, sui temi della falsa testimonianza e le strategie di interrogatorio, ma anche sulla tutela del minore e delle vittime vulnerabili, che sono collegate all'esigenza di avere un'etica anche negli interrogatori, naturalmente. Collabora con la casa editrice Il Mulino, ha scritto 3 monografie su questi argomenti: testimonianza, intervista investigativa, interrogatorio giudiziario, metodi e strategie per la raccolta delle informazioni e la valutazione della credibilità. È referente scientifico per l'Italia e questa è una cosa che credo sia molto interessante e utile da sapere anche per chi ci ascolta, dell'azione Implemendez, che in sostanza mira a creare reti per mettere in pratica i principi utili a garantire interviste efficaci a fini investigativi. L'obiettivo è quello di definire linee guida condivise in tutta Europa per procedere a tecniche di intervista investigativa che rispettino i principi appunto di etica e di efficacia, che è una cosa importantissima, come vedremo anche nel corso della nostra conversazione in relazione a questo specifico caso di cui ci occupiamo. Sono i principi dell'intervista o dell'interrogatorio efficace, noti come principi Mendez, che prendono il nome dal relatore speciale delle Nazioni Unite, il professor Juan Méndez, che qualcuno di voi avrà visto anche intervistato in uno speciale di Rai 1 da Alessandro Gaeta. Questa iniziativa vuole consentire una messa in pratica di questi principi per avere interrogatori efficaci, e la questione è crucialissima per avere poi un successivo sviluppo di una giustizia giusta, come si suol dire, no? E di arrivare a verità e giustizia, e porre fine a pratiche talvolta crudeli, talvolta disumane e che comunque hanno effetti negativi su tante vite attraverso interrogatori non condotti secondo l'etica. La professoressa Caso dirige anche 2 master di psicologia e psicopatologia forense e psicologia investigativa e collabora con l'Arma dei Carabinieri ed è consulente presso diversi tribunali. Professoressa, ho introdotto tutti questi temi e argomenti perché credo siano direttamente, diciamo, afferenti a quello che lei ha fatto anche in questo caso, in tanti altri, ma anche in questo caso. La prego di aggiungere qualcosa o di sottrarmi qualcosa, se del caso,
E la domanda che mi viene di fondo è: ma in quanti casi gli interrogatori sono corretti sono condotti secondo questi principi di correttezza etica? E poi entriamo nello specifico del caso in questione. Allora, quanti casi, se parliamo di casi a livello internazionale, abbiamo una discreta casistica, cioè di situazioni in cui le persone che sono state poste sotto, diciamo, interrogatori non corretti, cioè non hanno, come dire, rispettato la criticità, la vulnerabilità, la condizione del soggetto, allora sì, possiamo dire che la casistica è importante. Se parliamo dell'Italia, allora la situazione diventa, diciamo, interessante, nel senso che non abbiamo grande casistica, alcuni noti, è il caso per esempio di Amanda Knox, che viene spesso citato, dove però Amanda Knox, come dire, cede in un primo momento un interrogatorio fortemente, come dire, pressante, non mangia, non dorme da diverse ore, non ha un avvocato, e quindi è chiaro che viene posta in una condizione di estrema fragilità e confessa qualcosa che non ha commesso per poi ritrattare. Perché? Perché Amanda Knox è una studentessa, una ragazza, insomma, che ha comunque delle competenze tali da rendersi conto che quello che è accaduto va contro la realtà dei fatti. Cosa è diversa se invece è una persona estremamente fragile per condizioni, diciamo, statiche, cioè non possono essere modificabili perché ha un ritardo mentale, perché è una persona analfabeta, per tante condizioni. Quindi la casistica in Italia ci dice poco, il che perché? Uno, perché secondo me non è vero che in Italia diciamo, le fondamenta, diciamo, del sistema penale sono garantiste. La quell'questione è che chi controlla i controllori, cioè nel senso che chi è che ci dice che in quel contesto, diciamo, in quella procura, in quell'ufficio, diciamo, della polizia giudiziaria le cose sono condotte correttamente. Nessuno, perché anche perché non sempre c'è l'avvocato difensore, non sempre ci sono testimoni terzi. Esatto, non ci sono sempre condizioni, diciamo, di garanzia. Parliamo sicuramente della persona che viene informata sui fatti, che poi diventa indagato. E allora torniamo alla casistica, che è limitata, però non è questo il punto. Il problema non è tanto la casistica potrebbe essere bassa perché in Italia si fanno le cose per bene, potremmo anche dire questo, ma quando le cose non vengono fatte correttamente è bene che ci sia, come dire, una seria interlocuzione tra scienza e chi poi di fatto opera nei contesti, diciamo, investigativi, che è quello che secondo me un po' non sta avvenendo in questo momento, cioè una sorta di chiusura rispetto invece a delle, come dire, evidenze scientifiche che sono secondo me state poste al vaglio di un nuovo processo e, come dire, di una riflessione che andrebbe in qualche modo fatta. Perché, come dire, questo è un caso dove le incongruenze e le questioni che noi rileviamo dalla letteratura scientifica sono molto forti. Parliamo di due persone che hanno, come dire, una vulnerabilità importante. Ritornando ai principi di Mendez dice proprio questo: stiamo attenti alle persone che hanno un disagio, che non sono in grado di comprendere correttamente ciò che gli chiedi. Stiamo attenti a quelle situazioni che in Italia noi le troviamo molto bene con i bambini. Ecco, con i bambini l'Italia è stata molto brava perché ha capito che sono soggetti vulnerabili. Con gli adulti questo oggi non c'è. Cioè non c'è ancora, come dire, una sensibilità da parte degli inquirenti nel capire che non siamo tutti uguali di fronte alle domande. Cioè Certo. la stessa domanda può provocare risposte diverse a seconda della situazione e della persona. Ecco, in relazione quindi alla strage di Erba, dove uno degli elementi fondamentali sono state le famose confessioni, no? Quindi a un certo punto i due, dopo 2 giorni di isolamento e dopo aver manifestato la loro innocenza in un primo interrogatorio, diranno di aver commesso la strage con modalità che abbiamo già ampiamente discusso e che abbiamo visto essere piene di contraddizioni ed errori. Però, al di là di questo, io voglio partire dall'inizio e chiederle, professoressa Caso, lei entra nell'equipe dei consulenti in gruppo anche con il professor Sartori, che ha messo insieme tante competenze specifiche. Molti dei professori e dei consulenti li abbiamo anche ascoltati. Lei è una di questi e, diciamo, ne è venuto fuori un lavoro, io da lettore e da cittadino lo definirei monumentale sulla base di questo caso, no? Ma monumentalmente importante anche per una questione appunto
di cittadinanza, per una questione etica, per una questione civile, mi viene da dire, perché e qui ci interessa quello che lei ha fatto, quello che ha potuto esaminare e che conclusioni ne ha tratto. Da dove è partita lei in questa vicenda relativa alla strage di Erba? Perché lì sembrava tutto definito, il grande pubblico, il cittadino comune, questo sapeva, che c'erano delle confessioni. E lasciamo perdere gli altri due elementi gravemente, diciamo, che hanno portato alla loro condanna. Parliamo solo della parte dichiarativa, che ha a che fare anche con gli interrogatori. Ecco, lei su che cosa mette la sua attenzione e cosa vede partendo? Allora, l'attenzione per quello che riguarda, diciamo, il mio apporto al lavoro è sicuramente legato all'interrogatorio di Olindo e Rosa, quindi uno studio di quelle che sono state le domande e innanzitutto le domande, quindi gli scambi comunicativi tra gli inquirenti e questa coppia. Quindi abbiamo letto tantissime pagine e tantissimi momenti in cui queste persone sono state interrogate e le tipologie di domande che sono state poste. Allora, la letteratura... Ecco, la interrompo solo brevemente, perché molti di coloro che ci ascoltano avranno già ascoltato, perché abbiamo mandato in onda integralmente gli interrogatori davanti ai pubblici ministeri di Olindo Romano e Rosa Bazzi, sia l'8 gennaio che il 10 gennaio del 2007, il giorno delle confessioni. C'è da notare una discrepanza enorme tra quanto loro dicono l'8 e quanto dicono 2 giorni dopo. L'8 si professano innocenti, addirittura quando a Olindo il pubblico ministero dice ma il signor Frigerio l'ha vista, e lui dice candidamente, tra virgolette, ma si sarà sbagliato, cosa vuole che le dica? Quindi c'è un mutamento straordinario dell'atteggiamento dei due, dovuto a che cosa? Ecco, dovuto alle domande o dovuto a quel che è successo in mezzo o una combinazione di tutti questi fattori? Cioè, appunto, lei che cosa analizza? Allora, è sempre, come dire, le cose non sono mai così semplici, è sempre una combinazione di elementi, perché non è soltanto la domanda, ma è la prospettiva che cambia in quel contesto. Questo è molto importante perché quando, come dire, in qualche modo gli inquirenti cambiano la propria tesi e ne abbracciano, come dire, in maniera cieca un'unica tesi, come dire, è come se noi intraprendessimo una strada che ha senso unico, non ne puoi più uscire, non hai più possibilità e non c'è più possibilità soprattutto da parte degli inquirenti di mettersi in quello che è il processo di falsificazione. Aspetti che abbiamo perso qualche secondo. Abbiamo perso qualche secondo, professoressa. Ecco, lei diceva, quando si comincia a mettere in una strada di irreversibilità, aspetti che ci siamo frizzati un'altra volta, ci siamo fermati un'altra volta col collegamento, no? Adesso torno a vederla e a sentirla, presumo. Prego. Ok, no, mi dispiace per se il collegamento ogni tanto fa le bizze. Sì. No, appunto, dicevo, quello che cambia, innanzitutto cambia nella mente degli inquirenti quello che è la propria tesi. Cioè nel momento in cui Mario Frigerio fa la sua confessione, dice chi è l'autore del reato, quello diventa l'unica strada per gli inquirenti e questo viene in qualche modo, come dire, trasmesso all'interno della relazione con Olindo. Per cui cambia completamente l'assetto. Olindo non ha più possibilità, come dire, di porre altre alternative se non quella difensiva, per cui è una combinazione di elementi quando cambia il contesto, cambia la situazione, cambia l'atteggiamento degli inquirenti e cambiano anche i tipi di domande. Il problema delle domande è che la domanda reale che andava posta è cosa è accaduto quel giorno, ma non confermami tutta una serie di idee che io inquirente mi sono posta. Quindi questo è il cambiamento che noi abbiamo tra l'8 e il 10, cioè una prospettiva, è come se io cambiassi lenti, come se cambiassi occhiali, vedessi tutta un'altra storia e attraverso questo filtro io comincio a colloquiare con te. Quindi è chiaro che l'unica possibilità che aveva Olindo non è più tra dire, come dire, scagionarsi o rispondere alle domande, ma diventava tra minore diciamo danno che io posso in qualche modo avere nel rispondere delle domande. Questo diventa il rapporto tra Olindo e i propri inquirenti. Non ci sono strade alternative, quindi quando io non ho una strada alternativa quello che posso fare è appunto cercare di creare il minor danno possibile. Qual era il minor danno possibile per Olindo? Quello di non distaccarsi dalla moglie, perché in tutto questo l'altro elemento di complessità è la personalità di Olindo. Cioè come una persona reagisce di fronte a un cambiamento di prospettiva.
Se una persona è, come dire, resiliente, in grado di contrastare, in grado di resistere, probabilmente continuerà nella propria posizione. Se una persona invece è fragile, vulnerabile, in qualche modo assorbe quello che avviene e nell'assorbirlo non è più in grado di rendersi conto in realtà qual è più la realtà stessa. È quello che succede a Olindo. Olindo perde il senso della realtà e comincia, come dire, in qualche modo a confabulare, che sarà tutta una lunga confabulazione quella della coppia, rispetto all'unica prospettiva che lui ha di fronte, che è quella di minimizzare i propri danni. Questo è un po' quello che, insomma, io ho intravisto nel cambiamento, che è un cambiamento che non possiamo intravedere soltanto dalla lettura delle domande, ma da... Bisogna ascoltare gli interrogatori. Esatto, bisogna ascoltare, come dire, in qualche modo lo sviluppo degli interrogatori, perché è un continuo, per esempio, massimizzare le evidenze probatorie, è un continuo, come dire, minacciare di conseguenze negative. Ecco, massimizzare le evidenze probatorie significa dire, come fanno i pubblici ministeri nel secondo interrogatorio, che le prove sono granitiche, che voi non ne uscite più, che il signor Frigerio l'ha riconosciuta, vi ha visti, eccetera, eccetera. Quindi voi da qui non uscite più. Esatto, è una strada, come le dicevo prima, diventa una strada senza uscita, soprattutto per una persona che non è in grado, come dire, cognitivamente, non ha competenze cognitive tali da permettergli di poter uscire da quella condizione. E quindi tutto si sposta, l'asse, come dire, di pensiero si sposta per Olindo e Rosa su come possiamo evitare di separarci, che diventa quasi una condizione quasi ossessiva nella coppia, e come possiamo minimizzare i danni, non comprendendo neanche quali sono tra l'altro i danni, perché una coppia che neanche ha pensato di prendere un avvocato, sono persone che hanno, come dire, una povertà intellettuale che è importante, quindi sicuramente è un caso molto particolare quello ecco, dicevo prima, professoressa, loro quando vengono arrestati si dichiarano innocenti, subiscono degli interrogatori il giorno 8 gennaio 2007, il giorno dell'arresto, si dichiarano innocenti e lì sembrano avere un'opinione molto chiara di come comportarsi. Nel frattempo, sottoposti a isolamento, rimangono in isolamento 2 giorni, cominciano a incrinarsi tante certezze. Cosa avviene nel frattempo? Che Olindo lo racconterà lui stesso in un'intercettazione che precede di poco la seconda tornata di interrogatori, quelli delle famose confessioni. Olindo viene raggiunto da carabinieri che gli prospettano appunto la impossibilità di uscire da lì a meno che tu non cominci a confessare qualcosa, ricavandone anche dei benefici, e gli instillano nella mente che il fatto che questa confessione possa essere la salvezza della moglie. Questa cosa viene detta esplicitamente in un'intercettazione di pochi minuti, nella quale Olindo dice a sua moglie esattamente questo: i carabinieri mi hanno detto di comportarmi così, così tu puoi uscire. E lei è sbigottita, dice: ma se io esco mi butto sotto un treno, e tu come fai a dire cose che non abbiamo fatto? Ecco, di fronte a tutto questo io posso, glielo domando, come fa una confessione che nasce su queste premesse a essere ritenuta genuina, spontanea, veritiera? Il dottor Tarfusser, che pure abbiamo sentito nella sua richiesta di revisione, dice che questa confessione non poteva neanche essere raccolta in questi termini. Non è genuina. No, allora, non è genuina, e quando io ho una, come dire, un approccio verificazionista, cioè voglio verificare esattamente quello che ho in mente, tutto quello che non coincide con il mio pensiero viene escluso, compreso quello che noi invece stiamo valutando, cioè come può una persona che fa questo tipo di discorso non sapendo di essere intercettato essere poi valutato come genuino. C'è un problema che è culturale, e cioè nessuno con grande facilità accetta l'idea che se io confesso, alla fine confesso una cosa che non ho commesso. Chi di noi si comporterebbe in questo modo? Cioè confesserebbe qualcosa che non ha fatto? Nessuno, più o meno. Cioè, se fa una domanda in giro, lei andrebbe a confessare di aver ucciso una persona, ma neanche per sogno. Quindi c'è il problema di Mario Frigerio, che dice di aver visto Olindo. C'è la polizia che ha bisogno in qualche modo di mettere punto a una strage, perché stiamo parlando di una strage che colpisce anche l'opinione pubblica, viene ucciso anche un bambino. Sì. Questi elementi sono elementi che hanno un grande valore comunque anche nel lavoro degli inquirenti. Io inquirente
che so che è successa una cosa terrificante, cioè donne e un bambino vengono uccise, ho inconsciamente anche bisogno di trovare un punto, perché abbiamo una comunità che è completamente, come dire, sconvolta da quell'episodio. Questi sono elementi che, come dire, molto sottili, difficilmente valutabili, ma che hanno comunque un loro peso. Quindi io non voglio anche in qualche modo, come dire, spezzare una lancia rispetto a delle indagini che sono state condotte nella ricerca di un colpevole, nella necessità di mettere, come dire, di riappacificare una comunità che si sente, come dire, molto a disagio, perché in quel posto c'è qualcuno che è capace di fare delle cose terribili. Questo non è accaduto soltanto con Olindo Rosa, pensiamo anche al caso di Yara Gambirassio. Quando è stata uccisa Yara Gambirassio, la comunità di riferimento ha avuto necessità di interventi di psicologia di comunità, perché nessuno si sentiva più tranquillo in quel posto. Queste sono questioni, guardi, che sembrano molto distanti dagli aspetti degli interrogatori, ma hanno anche questa una valenza nella psicologia di chi poi conduce comunque delle indagini. Non è facile, bisogna avere una capacità, come dire, di appunto falsificare l'ipotesi, cioè dire questo è vero ma fino a prova contraria, allora non devo precludermi altre possibilità. Che significa? Non devo prendere in considerazione che delle persone intercettate che dicono certe cose probabilmente va fatta un'indagine ulteriore sulla personalità, sulla capacità di intendere e di volere, su tantissimi elementi che riguardano queste persone. Quindi adesso io ho allargato un po' il discorso, Sì. però è, come dire, molto difficile per un inquirente di fronte a un nome che viene fatto e una persona che viene invitata a confessare che poi lo fa, dire ma no, stiamo scherzando, in realtà loro lo dicono ma non lo pensano. Ecco, quindi Ecco, professoressa, quali sono i dati più eclatanti, più chiari, più rilevanti che lei ha trovato in queste confessioni, in questi interrogatori? Quali sono quelli che più stridono con i principi etici di Mendez di cui parlavamo e quali sono state poi le sue conclusioni definitive? Allora, sicuramente quelli che si vedono di più sono come queste persone sono state portate a confessare, tutti quegli elementi che abbiamo visto, cioè la progettazione per esempio di benefici, le minacce, diciamo, rispetto a quelle che sono le conseguenze, sono diciamo, dei mezzi, diciamo, per poter insomma convincere le persone che non si possono utilizzare questo vanno contro l'etica. L'altro principio è una questione proprio di dignità umana, cioè bisognerebbe essere in grado di capire, come si fa con i bambini, che anche gli adulti possono avere delle fragilità. Pensate ad esempio anche a soggetti con sindrome dispetto autistico, cioè situazioni dove c'è bisogno di un supporto anche delle scienze psicologiche per capire come regolarsi con certi soggetti, o una formazione, basterebbe anche una formazione, come dire, di chi poi si occupa di questo. Gli elementi più eclatanti sono sicuramente una mancanza, diciamo, di coerenza, quella che viene detta appunto conoscenza consapevole. Nulla di quello che loro raccontano si ritrova negli elementi che poi gli inquirenti hanno realmente trovato. Allora, qual è il discorso degli interrogatori? Che gli interrogatori dovrebbero essere condotti attraverso una narrazione libera e poi fare probing, cioè dire mi hai raccontato questa cosa, approfondiscila. Tutto questo non avviene in questi interrogatori, si parte da domande suggestive, domande che chiedono una risposta sì no, domande che confermano ciò che è già contenuto nella domanda. Quindi di fatto queste persone non hanno mai realmente sporto una confessione, hanno semplicemente confermato delle cose che sono state chieste, spesso sbagliando, quindi facendo una miriade di errori. Quindi se noi dovessimo prendere in maniera settica gli elementi della confessione di queste persone, troveremmo il nulla. Quindi cioè il nulla significa nulla che è coerente con ciò che è accaduto, con ciò che è stato ritrovato sulla scena del delitto. Quante sono le cose che loro raccontano e che sono state in qualche modo già, come dire, che hanno già ricevuto come informazione o da fotografie o da racconti, tantissimi. Quindi gli elementi più eclatanti. Una cosa molto, diciamo, materiale, far vedere le foto della scena del crimine a coloro che stanno per confessare, non credo che sia il modo migliore per avere una descrizione genuina di ciò che è accaduto, no? Anzi, è l'esatto contrario. Eppure questo è accaduto. Ti faccio vedere le foto, così che tu possa dirmi dov'era il corpo. Esatto, quindi questo è poi, insomma, voglio dire, io
non penso che non si fossero resi conto che queste persone erano molto semplici. Quindi un interrogatorio etico significa appunto, ripeto, rispettare quelle che sono le possibilità del proprio dell'interrogato, portare l'interrogato a raccontare quello che può raccontare genuinamente e poi successivamente, come dire, fare delle verifiche. Questo è la modalità più corretta che noi dovremmo ritrovare. Questo non c'è, quindi non c'è nulla che richiami quelli che sono i principi di Mendes. Ora Mendes, adesso attualmente stiamo traducendo i principi anche in Italia con l'Ufficio per i Garanti delle persone private della libertà personale, quindi stiamo facendo un lavoro anche in Italia su questi aspetti affinché siano di competenza, diciamo, di chiunque opera in questo settore, che possa in qualche modo essere attenzionato su quelli che sono i rischi di un interrogatorio mal condotto. Perché Ecco, professoressa, lei si è occupata anche dell'interrogatorio del luogotenente Gallorini al signor Frigerio in ospedale il 20 dicembre? Quello allora, da cui poi salterà fuori da lì in avanti il nome di Olindo, faticosamente, perché il professor Sartori è stato molto tranchant su questo punto, no? E ha verificato che il nome di Olindo in quel caso non viene fuori dalla bocca del signor Frigerio, ma 9 volte dalla bocca dell'interrogante, cioè del carabiniere che lo interroga. Allora, noi abbiamo due situazioni molto diverse. Diciamo, per alcuni aspetti l'interrogatorio di Frigerio e l'interrogatorio di Olindo Rosa hanno gli aspetti, diciamo, che è lo stile di interrogatorio che viene utilizzato in questo processo. Cioè, in entrambi i casi noi abbiamo persone che tendono a, come dire, rintracciare a tutti i costi degli elementi che hanno in mente. Questo avviene con la differenza che mentre Mario Frigerio era una persona che aveva dei problemi, diciamo, legati al trauma che aveva subito, cioè era stato aggredito, aveva perso coscienza, era stato in coma, quindi tutto, e aveva appunto la questione del monossido di carbonio, tutta una serie di questioni che facevano ritenere assolutamente una persona non attendibile. Cioè Mario Frigerio non poteva proprio, come dire, una persona non idonea in qualche modo a testimoniare. Olindo e Rosa, con le dovute attenzioni, avrebbero potuto assolutamente essere interrogate, ma non con queste modalità. Quindi è lo stile che si ripete, diciamo, in entrambi i casi, con condizioni di vulnerabilità però diverse. Perché sicuramente Mario Frigerio, se non avesse, come dire, avuto l'aggressione e tutto quello che poi ne ha determinato l'aggressione, probabilmente sarebbe stato un testimone attendibile. In quelle condizioni no, non poteva essere attendibile. Ecco, non signor poteva Frigerio ricordare. inizialmente però parla di uno sconosciuto e su quello è intransigente per un bel po' di giorni, settimane, dopodiché cambia opinione, è attendibile perché guardi, io le parlo terra a terra, non da scienziato, ma avendo ascoltato più volte quelle registrazioni, la sensazione che uno ne ricava è che gli venga tirato fuori a forza il ricordo di Olindo, che lui non aveva affatto spontaneamente. Poi quando si consolida questa falsa memoria non gliene aveva più nessuno. Esatto. Però il problema mi sembra che gliel'hanno cavata fuori a forza, un po' come la signora Alletto nel caso di Marta Russo, no? Le viene detto più o meno di cavar fuori, in quel caso addirittura con una metafora molto volgare, qualcosa dal profondo del suo cervello, qualcosa che lei non aveva però. Il caso di Amanda Knox, diceva? No, Marta Russo, stavo citando il caso della signora Alletto, la testimone okay. che vide di due sparare, ma non era vero, non aveva visto nulla. No, perché anche Amanda Knox gli fu detto, insomma, esatto. come dire, quasi una sorta di ipnosi, insomma, di immergersi nel ricordo, eccetera. Allora sì, in realtà noi nel caso di Frigerio abbiamo proprio, come dire, una suggestione bella e buona, nel senso molto forte, ed è molto facile che una persona così ci sia, come dire, un condizionamento tale per cui quella persona poi è profondamente convinta di quello che dice, cioè mentre con Olindo e Rosa abbiamo una situazione più di compiacenza, a un certo punto io sono, come dire, per uscire da questo impasse, da questa via a senso unico, devo trovare, come dire, la soluzione. Ecco, mi scusi professoressa, anche lì non è per interloquire, non per interromperla, ma quando Olindo dice metta quello che vuole, così almeno raggiungiamo un risultato finale. Quando Rosa Bazzi dice lei mi dice le cose, io le dico sì, e la finiamo lì, ed è pronta a sottoscrivere una versione
completamente falsa, tanto che è l'avvocato difensore a intervenire, dice guardi che lei sta dicendo sì a una versione che era la prima versione di suo marito, che è quella sbagliata, lei deve dire sì alla seconda, che sarà quella giusta. Beh, a me sembra che queste sono cose, diciamo, che difficilmente possano trovare spazio in un'aula di giustizia come veritiere e genuine. Sì, sicuramente noi parliamo di un processo accaduto molti anni fa, dove in Italia, rispetto agli altri paesi, diciamo, europei, ma anche in America, si parlava molto meno, diciamo, di Sì. questioni appunto di fragilità. Questo è anche l'altro aspetto, nel senso in cui mi è stato proprio chiesto di aggiornare all'interno della perizia quelle che erano le fonti più recenti e più attuali, che all'epoca non erano, come dire, note, perché non c'erano ricerche. Quindi come accademica, appunto, il collega Sartori mi ha proprio chiesto di fare una sorta di review, diciamo, quali sono le ricerche attuali che possono in qualche modo creare una nuova prova, perché è vero che se ne parla da molti anni, ma è vero che come dire, le evidenze più chiare sono recenti. E allora l'idea è che i giudici prendessero in considerazione il fatto che oggi ci sono, come dire, dati scientifici, evidenze scientifiche, appunto, che non c'erano 20 anni fa, più di 20 anni fa. E che consentono di qualificare come nuova prova ciò che voi avete portato. Lei si aspettava che fossero perlomeno discusse queste nuove prove? Effettivamente sì, lo speravo, insomma. Come dire, la mia ipotesi è che queste persone siano ingiustamente detenute, ma è una mia ipotesi personale, chiaramente poi sarà. E allora forse vale la pena, come dire, realmente prenderla in considerazione, ridiscutere. Io spero, insomma, che ci sia in qualche modo uno spiraglio futuro, perché rispetto a quelle che è la conoscenza che noi abbiamo degli interrogatori, delle questioni, diciamo, della vulnerabilità, tutto rimanda molto a una enorme probabilità che queste persone, un'alta probabilità che queste persone non abbiano commesso questo reato. Quindi io parlo proprio come si parla, diciamo, nella scienza, nel senso di probabilità, e quindi mi auguro, insomma, che ci possa essere davvero una revisione e il prendere anche in considerazione che la scienza va avanti, la conoscenza prosegue, e che quello che noi non sapevamo 20 anni fa, oggi lo sappiamo con maggiore certezza, e le ricerche, gli articoli scientifici che ci dicono che sono tante le persone che possono confessare falsamente se indotte, se sottoposte a un interrogatorio pressante, un interrogatorio, come dire, che non utilizza quelle modalità un po' imbuto, cioè dalla narrazione libera fino al cropping, allora, ecco, se no. Ecco, professoressa, per chiudere la nostra conversazione e alla luce del suo lavoro scientifico, potremmo dire che questo è un caso da manuale, mi consenta questa definizione, di false confessioni? Assolutamente sì, io sono proprio dell'idea che questo fa proprio storia, diciamo, per diciamo, la variabilità delle situazioni. Abbiamo una vittima, abbiamo 2 imputati, abbiamo tantissimi elementi che fanno, secondo me, la storia in Italia, diciamo, di una falsa confessione esemplare. Per cui assolutamente sì. In Inghilterra ci sono casi che sono insomma passati alla storia, con Woody Johnson, che è stato uno dei primi che si è occupato del tema della suggestionabilità dell'interrogatorio suggestivo. E ci dice questo, appunto: se sei una persona con un alto livello, diciamo, di ritardo mentale, con un alto livello con un basso livello di autostima, un alto livello d'ansia, delle caratteristiche, stiamo attenti a come li interroghiamo. Quindi sì, la risposta è sì. E tutti questi fattori è stato possibile appurarli soltanto adesso, più recentemente, ben dopo la condanna. Questo è l'elemento di novità. L'elemento di novità, sì, che Lindo e Rosa sono stati valutati da un punto di vista, diciamo, del profilo di personalità solo adesso. Speriamo che non sia tardi. Per verità e giustizia, per usare ancora le parole del dottor Tarfusser, grazie intanto alla professoressa Letizia Caso. Grazie davvero, professoressa. Grazie a lei. Avete ascoltato Auto da Fè.